Qua dice Quindi addirittura qua comuni, l'importo stazioni partecipanti, comuni di Catania, Siracusa, Ragusa e Messina ha Messina. avuto anche nel suo Importo progetto 2 2 milioni di euro per 4. per 4. 2 milioni per ogni comune. Obiettivo riattivizzazione, rivitalizzazione. Nodi centrali nel sistema di trasporto. Ultimato questo progetto. E noi abbiamo il progetto finanziato che è quello lì, Sì. sui nostri porti. Quindi Poi vede il sistema, lei lo legge praticamente in un altro tabellone, c'è un altro tabellone in un'altra città, se non ricordo male, che Savona, della... Sistema cosa sarebbe? È un altro finanziamento. Che riguarda ognuno di questi è un finanziamento diverso. Piani urbani della mobilità, che è un finanziamento piattaforma multimodale Sicilia Sud-Est, e chiaramente poi bisogna entrare dentro questi contenitori per sapere che cosa nel dettaglio propongono. Quindi tutte queste somme contribuiscono poi ad arrivare. Sono tutti i finanziamenti del Ministero delle Qui parliamo di 5 milioni di euro, manca un puntino, 200.000, questo 2 milioni di euro e questo 200.000 euro. La mobilità probabilmente 500.000 euro. Poi questi sono studi, diciamo, non sono studi di fattibilità. Certo. No, può darsi che ci siano anche dei finanziamenti di realizzazione. Per realizzare qualcosa, qualcosina, perché 300.000 euro. Questo è il progetto di interventi di infrastrutturizzazione piattaforma Tirreno-Ionica. Bisogna vedere cosa Così da soli perché non si riescono. Progetti di massimo. Per esempio i PUM, danno analisi dell'esistente, analisi delle criticità, piani urbani di mobilità. Piani urbani di mobilità. Sì. Studi, diciamo, pianificazione urbanistica questi. No, con riferimento specifico alla mobilità. Con riferimento specifico alla mobilità. Traffico, quindi infatti ci sono analisi dell'esistente delle criticità sulla viabilità, sul traffico, le necessità di realizzare nuove arterie oppure di diversificare i flussi, praticamente. Qui è complicatissimo, non si capisce niente. Queste sono politiche e azioni infrastrutturali per il potenziamento del sistema Sicilia sud-orientale. E qua c'è anche Messina. La Calabria. Perché questo è uno schema interessante. Hanno un aeroporto praticamente, quindi di Catania, praticamente, e questo è previsto, e loro qui disegnano in quest'area, perché si legge malissimo, aeroportualità della Sicilia, quindi questo dovrebbe essere la zona di interesse. Però anche questo dovrebbe prendere Catania. Autorità portuale di Messina, Milazzo. Vabbè, qui è riassuntiva di tutto ciò che riguarda il potenziamento delle infrastrutture già esistenti praticamente nella regione Sicilia. In questo schema si vedono come tutti i progetti in corso, diciamo. Sì. Però mentre qui su questi progetti... Messina ha i Proust praticamente attivi, la città di Messina ha Proust, ha la STU, Società di Trasformazione Urbana, ha attivato Urban 2, Urban Italia e i programmi innovativi porti, li abbiamo praticamente tutti. Quindi ogni città, mentre ad esempio Catania ha semplicemente questi colori, e Siracusa soltanto questo. Messina è quella che risulta aver attivato praticamente più progetti. Anche più di Palermo, diciamo. Anche più di Palermo. Poi, dico, la fase progettuale è una, è importante arrivare alla fase realizzativa. Però siamo sempre... Il comune di Savona. Siamo sempre di Savona? Questo qui, il leggero, che è di Savona. Ovviamente insomma questo dovrebbe essere Savona. Savona è il porto di arrivo delle auto della Fiat, è il porto della Fiat praticamente, collegato da un'autostrada appositamente costruita con Torino. Hanno realizzato uno scalo tutto in funzione delle automobili che vediamo qua parcheggiate sul molo a centinaia, e questo è uno scalo di servizio per la Fiat, con tanto di navi da crociera che si possono anche fermare. Qua c'è una nave gigantesca, quindi è un porto che viene utilizzato per diverse funzioni. Ci sono anche dei cantieri, c'è un bacino di carenaggio, eccolo qua. Quindi si sta creando un secondo polo in Liguria, Savona, Genova. Plurimodale costituito dall'autostrada 10 e della ferrovia tirrenica dell'asse autostradale, attualmente in via di completamento.
Quindi Savona si sta sviluppando in Due modo... importanti assi nord-sud che hanno come terminali meridiani i porti di Genova e i porti di Savona. Quindi il famoso è destinato a aumentare in vista del completamento del corridoio europeo dei due mari fra Genova e Rotterdam. Qui abbiamo Genova direttamente, che propone uno studio sul recupero del centro storico, che è molto bello, il centro storico di Genova, è stato degradato per tanto tempo. Qui abbiamo Iesi che qua propongono un progetto veramente importante attorno ad Ancona, che è uno dei porti più importanti dell'Adriatico. Qui abbiamo un progetto anche... È complesso perché leggevo che prevede un nodo di Falconare, collegamento Orte-Falconare in linea Adriatica, e poi prevede anche la realizzazione di qualche altra stazione fermata di metropolitana. Ci sono molti interventi diversificati, recupero di aree che sono attualmente... Ancona è un polo molto importante dell'Adriatico. Quindi realizzazione di altre nuove arterie stradali. Qui abbiamo Siracusa. Da soli non dicono tutto. Dicono Questo che cos'è? Savona, sempre Savona. Lo studio sul... Questa è la zona del porto, quindi probabilmente questa è la rappresentazione grafica di quei famosi assi di collegamento, mentre che loro lì descrivevano praticamente. E i famosi corridoi di cui si parlava praticamente per arrivare Lisbona-Lione, Lione-Lisbona. Corridoio, la realizzazione di un nuovo corridoio che parlavamo di Rotterdam. Quindi Torino sarebbe l'incrocio fra il corridoio Lione-Lisbona e Trieste-Kiev. Qui siamo a Ligure. C'è il corridoio da Genova che porta al corridoio 24, il corridoio dei mari, quello per Rotterdam, Genova-Rotterdam. Ecco, quello che si può evidenziare da questi studi è che mentre nella zona subalpina gli interventi sono molteplici, perché sono 6-7 progetti grandi che però devono interagire per forza di cose, perché non possono essere singoli. Qua si vede bene, questi progetti sono tutti incrociati fra di loro, perché abbiamo diverse linee, mentre qui ce ne abbiamo uno solo che è concentrato sulla zona del canale di questi progetti nascono, Reggio. sono state scelte perché